Al via ufficialmente da oggi le sanzioni previste dalla normativa sulle vaccinazioni obbligatorie in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, sospensione per nidi e materne o multe per le scuole dell'obbligo. I presidi si sono presi ancora qualche giorno per valutare i certificati ricevuti, ma al momento non sembrano esserci situazioni particolari. Io non ho avuto da nessuna dirigente, da nessun dirigente scolastico informazioni su problemi particolari, bambini lasciati a casa. Permane una sacca di Novax concentrata nella zona della Castellana e dell'Asolano, cui un bambino non vaccinato e i cui genitori non avrebbero provveduto a presentare i documenti richiesti sarebbe rimasto fuori dalla scuola materna. Si tratta di casi isolati, spiega la dirigente scolastica Sardella, che aggiunge poi come a Treviso ci siano state famiglie che hanno tergiversato, ma che alla fine o hanno regolarizzato la propria posizione o preferito tenere i figli a casa. Una scelta, quest'ultima, che interessa una trentina di famiglie in Veneto, come ha evidenziato la FISM, che conferma che al momento la situazione è comunque tranquilla. L'ULSS 2 fa sapere che una decina di famiglie i cui figli non erano vaccinati in questi ultimi giorni ha fissato un appuntamento per iniziare l'iter. Questa mattina poi a Treviso riunione tra i presidi, è stata l'occasione per fare il punto con qualche dirigente scolastico che avrebbe chiesto informazioni sui documenti necessari per procedere alla sospensione degli alunni non in regola. Presidi che si trovano a fare i conti anche con un drastico calo delle iscrizioni. Per il prossimo anno scolastico infatti ci saranno circa 600 alunni in meno nelle scuole primarie. Purtroppo le riduzioni riguardano non solo magari le zone più di periferia o magari dove i plessetti sono più piccoli, ma una riduzione si è avuto anche nelle scuole della città. Un problema che, stando alle nostre stime, spiega la dirigente scolastica, tra qualche anno interesserà anche le scuole superiori. Al momento le difficoltà maggiori si registrano appunto alle elementari, con una situazione che non è delle migliori per gli studenti. Comporta che o alcuni plessi non riescono a fare la classe perché sono inferiori al numero di 15 alunni, che è il minimo, oppure addirittura si vanno a creare classi chiamate pollaio o comunque con un numero elevato di bambini, perché altrimenti dovrebbero essere mandati via.